Un cordiale buonasera e benvenuto in quelli di Chiavari da Daniele Ottobrini e la Scuola Cantorum Monsignor Gibitrofello di Camogli. Benvenuti al 48esimo Festival Nazionale della Polifonia del Folklore, convegno ligure delle corali dedicato al Cavalier Mauro Ottobrini. È con grande piacere che questa sera ascolteremo 4 cori, carissimi amici che vengono sempre a salutarci, e con noi questa sera ringraziamo anche la compagnia di Teleradio Pace che ci segue sempre da casa e dà la possibilità a tutti coloro che non possono essere qui con noi di ascoltare la musica e portare il coro in ogni casa. Quindi un applauso a loro. Questa sera avremo il piacere di ascoltare da Genova le voci di San Francesco, diretta dalla maestra Michela Pesce e l'organista Massimo Lagomarsino per il 3° anno consecutivo di partecipazione. Per il 2° anno di partecipazione da Lecco i carissimi amici del coro Brianza, Missaglia, Lecco, diretti dal maestro Fabio Triulzi. E salutiamo il presidente Giorgio Sironi, grazie per essere qui con noi. E da Genova per il 2° anno di partecipazione il coro della Cappella Musicale della Cattedrale di San Lorenzo di Genova, diretto dal maestro Damiano Profumo. Che saranno accompagnati all'organo dal maestro Luca Ferrari. Grazie per essere qui, maestro. E per ultimi, ma non per ultima, ma i primi, perché noi senza gli altri non andiamo da nessuna parte, a loro facciamo un grande applauso al coro ospitante per il 21esimo anno di partecipazione, il coro Antoniano di Chiavari, diretta dalla maestra Nadia Solari e da padre Costanzo Milesi. Mi sembra giusto che il primo saluto debba essere dal padrone di casa, al quale facciamo un grande applauso e chiamiamo qui Monsignor Bacicalupo, rettore di questo magnifico santuario. Buonasera a tutti e grazie della presenza e della partecipazione. Per me è la prima volta di partecipare a questo convegno e mi pare molto interessante poterlo fare, intanto questo mio primo anno di servizio in questo santuario, ma farlo anche con una intenzionalità particolare. In questi giorni pensavo che è un'occasione preziosa quella di questa sera, proprio un concerto dentro un desiderio forte di pace. Penso che tutti noi abbiamo dentro il cuore un desiderio forte, intenso di pace. Certamente pensiamo all'Ucraina,
ma pensiamo anche a tante altre terre dove c'è tanta violenza, tanta ingiustizia. Perché è bello farlo? In che maniera, ecco, il canto fa qualcosa, davvero può diventare un pezzetto di quel lavoro di artigianato della pace a cui ci chiama Papa Francesco. E io pensavo un po' questo. Il coro è proprio fatto così, tante voci che cercano di unirsi. C'è una partenza molteplice e c'è un arrivo all'unisono. Non è solo un unisono, è un'armonia all'unisono, perché dentro quell'armonia ciascuna voce è tutta presente e sa davvero affiancarsi alle altre voci per aprire una possibilità di suoni molto più ampi e completi. Bello allora questa prima immagine, dai tanti, dai molti all'armonia, alla capacità di unirsi. Ma il coro non si ferma qui. Il coro non si ferma qui. Il coro c'è un secondo passaggio, che è quello più bello, che è quello più grande. Da quel momento in cui si è in armonia, da quel momento in cui ci sentiamo in armonia, si apre, si diffonde il nostro canto, il vostro canto. E non ha confini. Non sappiamo dove va a finire quel canto. Non sappiamo che sensibilità muove, che commozione dona, che sottolineature fa, che densità provoca. Davvero ha uno spazio illimitato, sia come profondità che come estensione. E allora è bello che quando cantate, quando cantiamo, da ragazzo anch'io ero innamorato dei canti e specie dei canti di montagna. Ebbene, quando noi cantiamo c'è tutto lo sforzo per raggiungere l'armonia, ma non dimenticate l'altro passaggio. Questa armonia si diffonde, questa armonia non ha confini, questa armonia costruisce davvero fratellanza fra gli uomini. Entra dentro le chiese, nell'assemblea, esce dalle chiese, va sulle piazze, sulle strade, ciascuno tornando a casa si riporta a quel motivo che ha colto maggiormente la sua sensibilità, è qualcosa che non finisce. Il vostro canto non finisce nell'esecuzione, ma finisce nella costruzione di una unità che noi non vediamo fisicamente, ma che percorre strade e popoli. Ecco, io stasera vi invito a cantare così, a raccogliere e diventare in armonia unanimi, ma anche a rilanciare, perché il vostro canto costruisca pace sino ai confini della terra. Ed ora un saluto dal direttore artistico, la professoressa Manuelita De Simoni. Un saluto molto breve, un ringraziamento a tutti, un ringraziamento a Monsignor Bacigalupo che ci ha ospitato, a voi che siete arrivati da lontano e più da vicino, e anche al pubblico che vedo molto numeroso, a Telepace che ci riprende, a tutti coloro che soprattutto, e mi rivolgo al coro antoniano, che ci hanno aiutato nell'organizzazione di questa serata. Grazie ragazzi e buon ascolto. E quindi con piacere accogliamo con un grande applauso il coro antoniano di Chiavari, diretta dalla maestra Nadia Solare e padre Costanzo Milesi. Nadia, vieni. Intanto che il coro si sistema, vogliamo porgere un cordiale saluto ai nostri cori intervenuti questa sera. Buonasera a tutti, è un piacere accogliervi così numerosi
nella nostra Chiesa. Il convegno delle corali è sempre un appuntamento a cui teniamo molto e ci fa piacere davvero condividerlo con tanti amici, vecchi e nuovi. Un ringraziamento a Don Enrico che ha accolto questa nostra proposta e speriamo di farvi passare una serata piacevole, sempre con il ricordo di chi non c'è, ma c'è sempre. Ed entriamo quindi nel vivo di questa nostra serata. Ascoltiamo i primi due brani che il coro antoniano ci propone, sono di Marco Fresina. Il primo è dedicato a Giovanni Paolo II, dal titolo Aprite le porte a Cristo. A seguire, Io preferisco il paradiso.
dal coro antoniano ancora un brano in cui ancora ascolteremo Gioia e Gratitudine. Questo brano è tratto dal repertorio del Gen Verde. Il titolo è Bello lodarti. Coro Antoniano di Chiavari, diretta dalla maestra Nadia Solari per il 21° anno di partecipazione. Grazie. Ed ora ci spostiamo in quelle di Genova e accogliamo con un grande applauso le voci di San Francesco dirette dalla maestra Michela Pesce per il 3° anno di partecipazione. Intanto che il coro si sistema, vi ricordiamo che il nostro 48° Festival Nazionale della Polifonia e del Folklore, Convegno Ligure delle Corali, è iniziato il sabato 15 aprile in stile Campomorone presso un bellissimo auditorium del Cabanuna e poi proseguito in quelle di Sori sabato 6 maggio presso l'oratorio Sant'Erasmo. Poi abbiamo svalicato, siamo andati in Toscana dai carissimi amici a Marina di Pietrasanta il sabato 20 maggio.
per poi andare in una bellissima location in quel di Genova, Villa Piantelli, il sabato 27 maggio. Il prossimo appuntamento con il festival sarà il prossimo sabato 17 giugno alle ore 21 presso la chiesa Santo Antonino a Casanova Lerrone, in provincia di Savona. Qui avremo il piacere di ascoltare il coro Loderò di Albenga, il coro Antonella Fiori di Savona, il coro Amici della Montagna Cai di Asti, il coro Beato Jacopo da Varagine di Varazze. Ed ora ascoltiamo con grande piacere le voci di San Francesco di Genova. Delle Gemberde. Questa volta per ascoltare come questo gruppo ha saputo interpretare in musica una delle più belle preghiere dedicate alla nostra Madre Celeste. Ascoltiamo Salve Regina. Marco Fresina ascoltiamo due brani. Il Signore è il mio pastore. A seguire, ecco.
Maria, ora pro nobis. Le voci di San Francesco di Genova, diretta dalla maestra Michela Pesce, grazie. Ed ora con grande piacere accogliamo con un grande applauso per il secondo anno di partecipazione i carissimi amici del coro Brianza di Missaglia Lecco, diretto dal maestro Fabio Triulzi.
E nel mentre che il coro si sistema, è con grande piacere, con l'aiuto di voi tutti, perché bisogna aiutarsi, essere solidali con gli altri. Come dicevo all'inizio, noi siamo soli, ma da soli non facciamo niente, quindi ci dobbiamo aiutare. E quindi questa sera noi aiuteremo questa chiesa con una raccolta benefica e grazie per essere generosi. Nel contempo che il coro si sistema, il 48esimo convegno Ligure delle Corali si svolgerà domenica 25 giugno nel Santuario Principe della Liguria, un posto del cuore a noi veramente molto caro, il Santuario Nostra Signora della Guardia. E saremo ospitati da Damiano Profumo, che questa sera è qua e dirige anche un altro coro. E lui è l'organista ufficiale del Santuario Nostra Signora della Guardia. Veramente lo ringraziamo di cuore che ci ospita sempre e lui è uno dei nostri angeli terreni, quindi grazie Damiano. Alzati, alzati Damiano, fatti vedere. E poi ci sposteremo, dopo il Santuario Nostra Signora della Guardia, ci sposteremo in Piemonte, a Ponzone, un luogo veramente magnifico, per il weekend del 1° e del 2 luglio, per poi riprendere il festival a settembre a Recco Amegli, questa bellissima chiesa di Nostra Signora delle Grazie, per poi essere a Ruta di Camogli il 10 ottobre e per finire a dicembre con il concerto di Natale conclusivo. Ma è con grande piacere che questa sera abbiamo con noi qua davanti i carissimi amici del Coro Brianza e veramente un ringraziamento a voi che venite così da lontano e ci fate l'onore di partecipare, di condividere la nostra grande passione del canto corale con voi. Quindi siamo noi a farvi un grande applauso. Grazie. Grazie Fabio. E veniamo quindi all'ascolto del repertorio che il Coro Brianza ha preparato per noi stasera. Cambiamo quindi genere. Il coro, come vediamo, è di voci pari, voci maschili. E ascoltiamo quindi un delicato brano di Marco Maiero dal titolo Dove? Dove? Dove devo cercare, dove le mie tracce di bambino sui sentieri del ramarro nell'affetto dei vecchi a sera. Dove devo cercare, dove devo
dedica speciale che il coro vuol fare a tutti i liguri. Con trasporto e sentimento ascoltiamo un brano di Fabrizio De André, Jordi. Ed ora ascoltiamo di Ivan Cobbe, Mariché. La che io ci con la casa, la barcalla, alle furba, come un gatto, la mia popa, è precisa, insomma, la te compra, la te vende, si sconde, la che chiama. Papà, dai, non te me la sto.
così. Con le dolore, con la mano e fiori, non segui con tesori nei momenti papà. La me popa, la me popa, la me popa, la me popa, la me compra, te vende. Papà! Dai, contami una storia, resta qua con me. Papà! Dai, posa la tua testa qua sul mio cuscino. Esiste il paradiso perché se muore il sole nel tempo e se fermesse qua. Non stasera alla porta che non tengo paura, me basta una carezza, me basta il mio papà. Non stasera alla porta, che non tengo paura, me basta una carezza. Come un gatto, è precisa, sua mamma, che compra, che vende, che si sconde, che c'ha. Papà! C'è che? Dai, cantare la storia. Proseguiamo nell'ascolto di queste magnifiche melodie, sonorità provenienti proprio dalle espressioni del canto popolare, espressioni scritte da autori, da veri grandi autori, come la prossima che andremo ad ascoltare, di Beppi De Marzi. Ascoltiamo Pavana. Ora canti sola, Pavana,
una rielaborazione del maestro Fabio Triulzi. È una preghiera. Il titolo Deus ti salvet Maria.
e sono ancora 2 i brani che il coro Brianza ci farà da ascoltare, 2 brani accomunati da un unico forte messaggio, e cioè mai più guerra. Di Giorgio Susana ascoltiamo quindi il primo, dal titolo Io resto qui. Io resto qui a Dio. Io resto qui a Stanotte mi coprirà la neve e voi che tornerete a casa pensate qualche volta a questo cielo di Russia. Io resto qui a Dio. Io resto con altri amici in questa terra e voi che tornerete a casa sappiate che qui, anche qui dove riposo, in questo campo vicino al nostro, vive Gulle. Verrà la primavera, verrà la primavera, verrà la Io resto qui. Addio. Stanotte mi coprirà la neve. E voi che tornerete a casa, pensate qualche volta a questo cielo di Russia. Ed è quindi con la ballata del soldato di Sadler Giacobetti che il coro Brianza ci saluta. Tu lo sai che
coro Brianza di Missaglia Lecco, diretto dal maestro Fabio Triulzi. Grazie. Ed ora con grande gioia accogliamo con un grande applauso da Genova la cappella musicale della Cattedrale di San Lorenzo, diretto dal maestro Damiano Profumo, accompagnato all'organo dal maestro Luca Ferrari. Grazie. Intanto che il coro si sistema, ci preme ricordarvi ancora un altro appuntamento che si svolgerà domenica 18 giugno in quel di Sestri Levante in occasione della Festa della Musica. Presso la chiesa di Pila alle ore 20:45, organizzato da ACOL, ci sarà un concerto di note per la vita. Una serata di beneficenza per raccogliere per i nostri fratelli dell'Emilia Romagna. Noi vi aspettiamo perché è importante che la musica sia anche solidarietà. A questo appuntamento corale parteciperanno un coro per 3 regioni rappresentative. Da Genova il complesso di voci Ghost Notes, dalla Toscana l'ensemble Divini Cantores di Lucca e dal Piemonte l'Asam Chorus di Stazzano di Alessandria, tutti uniti per aiutare la musica che unisce, come un coro, una società, tutti cantano insieme per il bene comune. Se qualcuno tra di voi del pubblico volesse cantare, venite, i cori sono aperti. Grazie. E dal coro della Cattedrale di San Lorenzo di Genova ascoltiamo il primo brano del grande compositore austriaco Anton Bruckner, che gli fu commissionato proprio per l'inaugurazione di una chiesa. Ascoltiamo l'Opus Iste. Oh
Ed ora del compositore genovese Stefano Ferro ascoltiamo Magnificat. Magnificat
brano di Casimiri dal titolo Domine, non sum dignus. Il coro della cattedrale di San Lorenzo conclude il suo intervento musicale con un brano di Domenico Bartolucci dal titolo Jubilate Deo. Jubilate Deo,
Grazie, la Cappella Musicale della Cattedrale San Lorenzo di Genova, diretta dal maestro Damiano Profumo, accompagnato all'organo dal maestro Luca Ferrari. Grazie. E grazie, mentre il coro si procede per accomodarsi, noi vorremmo consegnare un piccolo ricordo a voi carissimi amici che ci avete donato la vostra voce, il vostro tempo per condividere la nostra grande passione per il canto corale. Quindi invitiamo il Monsignore a venire tra noi, Monsignor Bacicalupo, rettore di questo bellissimo santuario, al quale facciamo un grande applauso. E chiamiamo Nadia Solari per consegnare un piccolo ricordo per il 3° anno di partecipazione alle Voci di San Francesco di Genova, diretta dalla maestra Michela Pesce. Grazie. E vogliamo anche ringraziare il nostro carissimo amico Mario che tutti gli anni qui a Chiavari ci porta un omaggio floreale da consegnare ai nostri amici coristi. Quindi grazie Mario. Per il 2° anno di partecipazione, Cappella Musicale della Cattedrale di San Lorenzo di Genova, al maestro Damiano Profumo. Per il 21° anno di partecipazione, con i nostri vivi ringraziamenti, Nadia Solari, coro Antoniano di Chiavari. Per il 2° anno di partecipazione, da Missaglia, il coro Brianza diretto dal maestro Fabio Triulzi. E il presidente Giorgio Sironi. Fabio, maestro Fabio,
poi vieni vicino a me. Leva il peso, poi vieni vicino a me. Ed ora con grande piacere tra noi abbiamo anche un celebre pittore, Gerry Scavarozzi, che vorrebbe donare una sua opera al nostro Monsignor Bacigalupo. Grazie. Che bel pensiero. È un bellissimo quadro che raffigura la Madonna. Grazie di cuore. Vi ringraziamo, vi ricordiamo quindi il prossimo appuntamento che sarà domenica 18 giugno presso la chiesa di Pila, Sestri Levante, alle ore 20:45 per il concerto di Note per la Vita, un concerto per aiutare i nostri fratelli dell'Emilia Romagna. Come avete notato sembra che abbiamo iniziato 5 minuti fa e siamo già alla fine della serata. Scusate, siamo ancora in un posto sacro. Grazie. Vogliamo salutarci in canto. Siamo in un santuario e quindi l'ultimo brano sarà dedicato alla nostra Mamma Celeste. Verrà diretto dal maestro Fabio Triulzi. Rimanete dove siete. Preghiamo cantando l'Ave Maria di Bepi De Marzi. Grazie per essere stati in Liguria.